E adesso Giampiero Avruscio, il presidente dei primari ospedalieri, ci propone un confronto tra Padova e Verona spiegando le diverse letalità. Sentiamo. Dottor Avruscio, lei ha rilevato un indice molto diverso di letalità tra Padova e Verona, nel senso che a Padova è più bassa. Cosa significa letalità e come si spiega questa differenza tra le due province? Allora, letalità è il rapporto che esiste tra il numero di decessi e il numero di registrati positivi al Covid-19. A Padova è intorno al 3%, a Verona è intorno al 7%, ma bisogna dire però che sono territori diversi, densità di popolazione diverse, numero di case di riposo diverse, attività commerciali e industriali e rapporti anche con la Lombardia diversi. Sicuramente la qualità delle cure è uguale sia a Verona che a Padova. Io posso parlare di Padova vivendo la situazione di Padova e abbiamo iniziato già in gennaio con la microbiologia a individuare per esempio gli studenti cinesi e la comunità cinese che proveniva dal Capodanno cinese, e poi c'è stato l'esperimento di Vo, che è stato uno esperimento unico grazie a quello che è stata la determinazione di Zaia di chiudere quella comunità, e quindi è stato visto che gli asintomatici avevano positivi, avevano la stessa carica virale dei sintomatici e questo quindi ci ha permesso quindi di isolare e di limitare il contagio. Poi c'è stata anche la riorganizzazione ospedaliera che ha permesso di non avere il contagio intraospedaliero con la grande partecipazione di tutti, e poi la sorveglianza sanitaria. Sono stati fatti tamponi a circa 8.000 dipendenti di Padova, dell'azienda ospedaliera, e abbiamo trovato circa 93 positivi, di cui insomma alcuni ricoverati, ma questo ci ha permesso di evitare, perché le patologie, altre patologie del Covid-19 vanno lo stesso avanti e bisogna quindi fare lo stesso assistenza. Adesso però c'è un passo in avanti in più da fare, e cioè che se i positivi anche asintomatici io li isolo a domicilio, c'è il rischio di diffondere il contagio ai propri familiari. Possono essere anziani, possono essere insomma Quindi chiunque. dove li mettiamo? E allora perché non utilizzare gli alberghi che adesso sono vuoti? Perché oltre che aiutare quindi a eliminare il contagio, a controllarlo meglio, insomma può essere ossigeno anche per un'attività, per un settore che è insomma in sofferenza. E il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha avuto oggi a Palazzo Moroni un lungo incontro con il professor Andrea Crisanti, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Il sindaco, oltre a ringraziare medici e personale sanitario per lo sforzo fatto in questo periodo, ha avviato una fase di riflessione su quello che ci aspetta e su cosa può fare il Comune per affiancare lo sforzo medico e contribuire a proteggere i padovani anche nella fase 2. La mia scelta, ha spiegato Giordani, è quella di consigliarmi di affidarmi il più possibile agli scienziati per rendere più efficaci le azioni nelle competenze del Comune.